contributo d'accesso, il sindaco fa un bilancio a 8 giorni dall'introduzione, è un segnale culturale di rispetto, dice, e sugli affitti brevi conferma, stiamo lavorando a un regolamento condiviso. I prezzi degli affitti sono proibitivi e così per un mese un professore di Marcona ha dovuto affrontare 5 ore di auto al giorno per insegnare a Cortina, una vera e propria odissea. Nessuna strumentalizzazione, anzi quella festa la dedichiamo a Giulia, replica così la vice sindaca di Fossò alle accuse del gruppo di opposizione sull'evento organizzato a pochi passi da dove fu accoltellata Giulia Cecchettin. Dramma Caorle, Monica Fraulin è stata trovata senza vita dalla mamma, aveva 26 anni, solo 2 anni fa è mancato il papà Bruno. Dal servizio di radiologia all'ambulatorio ortopedico, l'ULS 4 rafforza il presidio sanitario sul litorale, un investimento da 5 milioni di euro. Presentati alla Darsena del Tronchetto 5 nuovi vaporetti che rappresentano un'evoluzione del modello in servizio, entro 3 anni solo modelli ibridi. Un'opera sul dramma del Vajont e un festival di musica contemporanea con lo sguardo rivolto ai giovani, al centro un'associazione di professionisti appassionati di musica veneti. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. I temi dell'attualità in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali a 8 giorni esatti dall'introduzione del contributo d'accesso. Fa il punto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. 700.000 euro è quanto incassato dal Comune di Venezia nei primi 8 giorni di introduzione del contributo d'accesso, una cifra superiore alle aspettative. Probabilmente supererà il 1 milione al termine di questa prima fase sperimentale di 11 giorni continuativi. Ma non è questo che interessa, evidenzia il primo cittadino. Ciò che conta è dare un segnale. Un segnale culturale alle persone che vengono a Venezia, e credo che questo sia passato, di difendere la città. Lo ha detto anche il Santo Padre l'altro giorno. Venezia è una città fragile e tutti devono mettersi una mano sulla coscienza, perché dobbiamo lasciarla almeno così com'è, non peggiorarla, dobbiamo tutelarla per le prossime generazioni. È una questione etica, tutti capiscano che sono ben accolti a Venezia, tutti devono rispettarla, è il rispetto la misura di questa cosa. Poi se ci vogliono dare adito alle polemiche, per si scrive i giornali, se va benissimo tutto, ma sono minoritarie, la città sta andando avanti, in silenzio la foresta cresce, poi c'è qualche albero che cade e fa rumore, pazienza, ce ne faremo una ragione. La realtà è che l'aspetto culturale che questa città va protetta e va rispettata piano piano sta passando, per cui avremo un turismo sempre più bello proprio perché vivrà la città in maniera serena. Intanto a una settimana dall'entrata in vigore è stato anche diffuso il dato totale. I visitatori giornalieri paganti sono stati 15.077. Per quanto riguarda invece le esenzioni, 53.116 ospiti in strutture ricettive del Comune, 3.047 i residenti in Veneto. I controlli svolti al 7° giorno hanno verificato in totale 11.890 QR code senza rilevare particolari criticità. Nel frattempo, fa sapere il sindaco, prosegue anche il lavoro per arrivare a una regolamentazione degli affitti brevi, altro fattore che alimenta l'overtourism. La proposta, dice, è quella di creare un registro dei locatori su cui ci si potrà iscrivere volontariamente, rispettando le caratteristiche di gestione dell'appartamento. Se vogliamo iniziare, ha concluso Brugnaro, bisogna farlo con un accordo che sia il più possibile accettato. Ma il costo degli affitti non è proibitivo soltanto a Venezia, anche a Cortina. A tal proposito vi raccontiamo la storia di un insegnante di Marcon che per un mese ha fatto avanti e indietro in auto proprio perché non poteva sostenere le spese di un appartamento a Cortina. Questo il suo racconto. Com'è la vita facendo 5 ore di macchina al giorno? Ma guardi, a me piace viaggiare. Però comunque impegnativo non tanto il viaggio, dopo aver lavorato. La strada non è che sia proprio eccezionale, insomma un po' di curve, poi durante l'inverno comunque siamo andati incontro a delle situazioni meteorologiche non proprio eccezionali. Sveglia a Marcona alle 4:15 di mattina per arrivare alla scuola media di Cortina d'Ampezzo, dove insegna alle 7:30, finché non ha trovato un appartamento in affitto a Calalzo, comunque a 3/4 d'ora dal luogo di lavoro. Per un mese il professor Ivano Apisa ha trascorso più di un quinto della sua giornata in automobile. Perché non si è fermato un po' più vicino alla scuola? Perché non ho trovato disponibilità. Ho parlato con i colleghi, Cortina era impensabile. Ho fatto un controllo verso San Vito,
Borca, però non ho trovato nulla. Alla fine ho trovato qualcosina lì a Calalzo, sempre tramite passaparola. Spendere 1.200-1.500 euro al mese per un affitto a Cortina con una busta paga di circa 1.650 euro non è pensabile, ma anche benzina e pedaggi autostradali possono richiedere una buona parte di stipendio. Lei non aveva alternative, questo posto doveva accettarlo. No, non avevo alternative. Nel 2022 ho partecipato a questo concorso, l'ho superato, però l'unica possibilità era quella di Cortina, l'unico posto disponibile per questo concorso rimasto, e quindi prendere o lasciare. Allora lì un po' titubante, poi alla fine ho detto vado. A Pisa sa di non essere certo l'unico insegnante in queste condizioni, anzi racconta che c'è anche chi deve affrontare difficoltà maggiori, vuoi per questioni logistiche, vuoi perché magari giovane genitore. Il mio futuro lo vedo a scuola. A Cortina non lo so, è un ambiente eccezionale con ragazzi eccezionali, con docenti eccezionali, però bisogna vedere anche per il prosieguo cosa accadrà. Quindi non lo so, probabilmente scenderò di nuovo a Venezia, andrò alle superiori, non le so dire nulla. Nessuna strumentalizzazione, anzi quella festa la dedichiamo a Giulia, replica così la vice sindaca di Fossò alle accuse mosse da un gruppo di opposizione in merito all'evento organizzato a pochi passi da dove fu accoltellata Giulia Cecchettin. La volontà era proprio quella di non strumentalizzare Giulia. Replica così la vice sindaca di Fossò alle accuse mosse dal gruppo di minoranza in comune Generazione Attiva Baldan Sindaco per aver mancato di sensibilità, dicono, nell'aver organizzato un concorso di bellezza e una manifestazione motoristica il 28 aprile nella zona industriale del paese, dove lo scorso novembre Giulia Cecchettin fu massacrata dall'ex fidanzato Filippo Turetta dopo una prima aggressione avvenuta a pochi metri dall'abitazione della ragazza a Vigo Novo. Accuse mosse anche agli organizzatori, che però vengono rispedite al mittente. C'è da dire anche, e lo preciso, che alla mattina, quando ci siamo incontrati con gli organizzatori, fra di noi abbiamo avuto un momento di raccoglimento ricordando questo fatto, che non è stato proprio voluto farlo platealmente, e poi nel pomeriggio, prima dell'inizio del concorso, il responsabile di Miss Riviera del Brenta ha ricordato alle ragazze come ci si deve comportare proprio per il posto in cui stiamo facendo questa manifestazione. Sottolineo anche che Miss Riviera del Brenta durante l'anno fa tutta una serie di attività proprio contro la violenza sulle donne. Lo ritengo uno stucchevole tentativo di strumentalizzare un dramma che ha particolarmente scosso la nostra comunità per questioni politiche. Non è questo il contesto, penso che le azioni che dobbiamo fare siano diverse, non abolire le manifestazioni. Calore si chiede inoltre come mai l'opposizione si sia fatta avanti solamente a poche ore dall'evento e non a suo tempo, quando invece era stato annunciato, e aggiunge: noi coi cittadini parliamo costantemente e io vi garantisco che in questa settimana non ho trovato una sola persona che mi abbia detto avete fatto male. Tra l'altro, come diceva anche il sindaco, la manifestazione ha coinvolto circa 20.000 persone, la maggior parte persone giovani che non hanno mai posti dove potersi incontrare e aggregare. La festa è andata benissimo, c'è stato il drift, la zona del fuoristrada, la zona street food, c'è stata una grande allegria, quindi abbiamo celebrato la vita e la speranza. E mi permetto anche di dire a questo punto, anche se in maniera del tutto strumentale l'hanno tirata fuori loro, a questo punto la dedichiamo proprio alla nostra Giulia, questa bellissima giornata di festa. E proprio il caso di Giulia, il caso atroce di Giulia Cecchettin ha ispirato tante donne vittime di violenza. C'è un nuovo libro che racconta tante loro storie, la prefazione è del presidente Zaia. 38 donne, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, hanno deciso di raccontare in forma anonima la violenza che hanno subito o subiscono, un inizio per educare a una società migliore. È un sogno che è stato realizzato, che ha voluto realizzare il Cantiere delle Donne, associazione di promozione sociale, assieme all'associazione Rivera Donne. Abbiamo cioè chiesto alle donne di raccontarsi, di buttare fuori nel vero senso della parola, in maniera anonima, le loro storie di violenza quotidiana, violenza psicologica, violenza fisica, violenza economica, perché crediamo che solo buttando fuori si possa ripartire.
È un instant book intitolato Il rumore delle parole a Giulia e a tutte le altre, ideato dalle associazioni Il Cantiere delle Donne e Riviera Donna. L'obiettivo è quello di continuare a tenere alta l'attenzione, invitando le donne in maniera anonima a raccontarsi. Un centinaio di pagine, formato tascabile. I proventi dei diritti d'autore del volume saranno destinati all'acquisto degli elettrodomestici e della biancheria per l'avvio di Casa Elena, la nuova casa rifugio di Gruppo Polis per donne vittime di violenza e per i loro bambini. Il Veneto ha 3.000 casi in un anno di donne che hanno subito violenza a diversi livelli, 1.500 di queste sono passate prima da un pronto soccorso e solo 500 hanno denunciato. Abbiamo 7 case alloggio che sono anonime e nessuno sa gli indirizzi, per cui sono in grado di dare massima protezione soprattutto alle donne che hanno bimbi e dove ci sono minori. C'è una rete importante, l'unica soluzione è farsi aiutare e denunciare. Il violento non si placa col tempo, resta violento. La cronaca ci porta a Caorle per la morte di una ragazza di soli 26 anni. Correte, mia figlia non sta bene. La chiamata disperata della mamma al 118, la corsa dell'ambulanza partita da Porto Gruaro, ma per Monica Fraulin, 26enne di Caorle, non c'è stato nulla da fare. Negli ultimi giorni la febbre a 40, poi passata, ma all'alba di giovedì il malore fatale, nell'abitazione in cui Monica viveva con la mamma a Castello di Brussa. Quando i sanitari sono giunti sul posto, Monica aveva già perso conoscenza. Inutile ogni tentativo di rianimarla, il suo cuore ha smesso di battere. La salma è stata trasferita in cimitero in attesa del funerale che con ogni probabilità sarà celebrato nella chiesa di Castello. È qui che Monica, nata a Udine, ha sempre vissuto con la mamma e il papà Bruno, mancato 2 anni fa. Dopo la sua scomparsa, la malattia, per cui la 26enne era stata operata alla testa. Le cose sembravano andare bene. Poi la ricaduta che non le ha lasciato scampo. Sempre per la cronaca andiamo a Mestre, sono 4 gli arresti per spaccio effettuati negli ultimi giorni dai carabinieri in Manetto, un 25enne e un 28enne nigeriani, dopo che durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 8 grammi di cocaina e 7 di eroina. Un 20enne e una 23enne tunisini irregolari sorpresi a bivaccare in una tenda montata dentro un giardino pubblico sono stati trovati in possesso di 100 grammi di hashish e 5 di cocaina. Dopo l'arresto sono stati condotti ai CPR di Milano e Gradisca di Isonzo. La sanità, i temi della sanità ci portano nel Veneto orientale, sul litorale. Ci sono delle importanti novità da parte dell'ULSS 4. Un programma da 5 milioni di euro per rafforzare la risposta sanitaria in un territorio che l'estate scorsa ha ospitato più di 22 milioni di turisti e nel periodo maggio-settembre 2023 ha superato il record di accessi ai punti di primo intervento, 27.891. È il progetto Vacanze in Salute dell'ULSS 4 Veneto Orientale a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. Il progetto prevede l'attivazione di un ambulatorio per i codici minori, codici bianchi soprattutto, che sono circa il 60% degli accessi che abbiamo nei pronti soccorsi e punti di primo intervento. Questo ci permetterà di ridurre la pressione sul personale dell'emergenza che giustamente deve poi occuparsi delle situazioni più gravi. Altre novità: l'attivazione del servizio di radiologia a Bibione, la sala gessi e l'ambulatorio ortopedico a Jesolo. Sono inoltre previsti i servizi di interpretariato, raddoppio delle ambulanze nelle 24 ore, una nuova postazione per l'emergenza ad Eraclea Mare e attività di informazione e prevenzione. Gli accessi nei punti di primo intervento sono per lo più codici di tipo traumatico, quindi piccoli traumi, e sono tanti malori che possono succedere durante il periodo estivo, però non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche patologie più rilevanti come infarti, ictus, che vengono gestiti sempre nei punti di primo intervento e poi eventualmente centralizzati negli ospedali hub, che possono essere Mestre e in primis però anche l'ospedale di Porto Gruaro. I numeri imponenti del turismo sulla costa veneziana si basano anche sull'offerta di un'assistenza sanitaria adeguata. Significa permettere ad alcune persone che hanno bisogno di alcuni trattamenti 12 mesi l'anno di poterli fare anche in vacanza. Lo vediamo, ce lo testimoniano i nostri operatori, che questo è un punto in più che permette di attrarre nuove nicchie di turismo e soddisfare anche un'esigenza sanitaria che è evidente e che a Jesolo, ma in altri punti della nostra costa, possono essere trovati.
Si aggira intorno ai 5 milioni e mezzo di euro il valore dei 5 nuovi vaporetti da 204 passeggeri presentati oggi al Tronchetto. Rappresentano un'evoluzione del modello in servizio con una rinnovata configurazione interna, tra cui sedute a panca, monitor, wifi, spazio per i bagagli e aria condizionata. I mezzi hanno una motorizzazione a basso inquinamento equivalente alle performance degli Euro 6 nelle automobili, così dunque in Laguna. E adesso vi raccontiamo di un'opera sul dramma del Vajont, un festival di musica contemporanea con lo sguardo rivolto ai giovani. La Vergine Maria, che si trovava nella chiesa di Longarone, quando ci fu il disastro venne portata dalle acque del Piave per 100 km fino a Fossalta di Piave, dove fu trovata. Allora, questo ha creato un grosso legame tra Longarone e Fossalta di Piave. Oggi quel filo che lega Longarone a Fossalta di Piave viaggia anche su uno spartito musicale grazie all'associazione culturale Concentus Musicale Veneto, formata da professionisti e appassionati di musica, con un occhio speciale alla formazione dei giovani musicisti. E si inquadrano anche così, proprio alla chiesa parrocchiale di Fossalta, questo è il prossimo sabato, i primi passi del festival Il Paesaggio Musicale Contemporaneo, iniziativa che segue l'opera Vajont prima, durante e dopo, una tragedia italiana, promossa dall'associazione e andata in scena durante la commemorazione del 60° anniversario della tragedia. Noi fisicamente siamo in 4-5, no? Dopo ci avvaliamo di studenti, ci avvaliamo di ragazzi del conservatorio per determinare il tipo di programma che vogliamo portare a termine, insomma. Quindi coinvolgiamo più musicisti possibili proprio per questo motivo. E da Venezia è tutto anche per questa edizione. Subito dopo di noi il meteo. È tutto, buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento sull'Italia, il tempo è in via di miglioramento sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 4 maggio. Sul Veneto la giornata parte con una residua instabilità, sarà infatti possibile ancora qualche piovasco sparso, a seguire asciutto e ampiamente soleggiato. Le temperature saranno in aumento, minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese tra 16 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino sarà nuvoloso con qualche locale debole precipitazione, col passare delle ore ampie schiarite e cielo velato. Temperature minime sui 5-12 gradi, massime comprese tra 17 e 20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo come di consueto alla situazione del Trentino Alto Adige. All'inizio avremo qualche rovescio sparso, a tratti invece sarà più soleggiato nel pomeriggio. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime intorno ai 20-22. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.